Quella volta sono venuti gli italiani qui durante la prima guerra mondiale. Sì, sì. Lei abitava qua a Ladra anche all'epoca? Sì, a Ladra eravamo però un 14 giorni, sicuro che eravamo qua, un 14 giorni, dopo ne hanno fatto sparire. Noi abbiamo visto quei bersaglieri, venivano truppe da Vergogna, vengono da Platiš, e poi qua da Lovico e poi a Rovic. E gli austriaci dove erano? Austriachi? Soldati austriaci. Austriachi soldati era un cinquantina di quei che erano insomma la guardia per territoriale, diciamo. Proprio qua, ecco, erano di 35 anni in poi, perché quelli che erano vecchi sono rimasti qua. Ma dove avevano una caserma? Dove erano questi? Caserma, la Caporetto, erano due caserme. Era dove... In che zona erano queste due caserme di Caporetto? Oh, là, sa che dove c'è il museo? Ecco, passando il museo, qui là erano caserme. Ho capito, sono venuti questi italiani, gli austriaci sono scappati via allora, non hanno fatto resistenza qua a Caporetto? Che sul Monte Nero. Sono andati sul Monte Nero? Sul Monte Nero. Senza sparare, diciamo? Niente. Loro sono andati proprio su, senza sparare un colpo. Loro si hanno ritirato, non ne avevano nemmeno le munizioni, facevano i mucchi di sassi e poi quando venivano buttavano su quei sassi. Erano quei che si hanno ritirati su, erano tutti qua vicino, erano da Iesca, erano da Brigogna. Era qua uno sopra il camion, paesetto, Selze. Da quel paesetto era un che non era sposato, era un Francesco. Francesco, vai a Sentinella perché tu ne sei sposato, non gli altri avevamo la famiglia, eccetera. Ma tutti preparavano le sassi, quanto che venivano su italiani, li hanno battuto con i sassi, perché missione non ne avevano. E avevano poco da mangiare. Gli austriaci? Quelli che si hanno ritirato su avevano un 50 pecore su, che erano già in Malha, che avevano quelle pecore, ma del primo giugno è venuto il mulo sul Monte Nero. E voi bambini con gli italiani come vi trovavate? Come i bambini. No, come i bambini. Sa che io si ricordo ancora oggi, un dell'artiglieria montagna, era un alpino, no? Si ricordo ancora oggi come che ha detto, ha detto, sono passati avanti i muli. Io, venuta la mia mamma, diceva, un soldato mi diceva, cioccio avanti i muli, non ho capito, perché lui diceva, si sono passati qua avanti, io l'ho capito, cioccio avanti i muli. E voi con la lingua non capivate l'italiano, come facevate? Niente, non si capiva. Erano le donne che facevano servire a Trieste. Ma la lingua triestina non è lingua italiana, ma non è anche friulana, no? Un dialetto, voglio dire, l'agadito, ha detto, no? L'agadito, quello perché è il dialetto triestino, no? Ma c'erano tante donne che andavano giù a servire a Trieste allora? Erano, insomma, servivano. Posso dire che qua del paese forse è andato 3-4. Di Caporetto o di Ladra?
di là, qua, insomma.